Il futuro della pezzata rossa italiana si gioca con la selezione e qui siamo a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, dove l'Associazione Nazionale Allevatori Pezzata Rossa Italiana ha il suo centro genetico e siamo insieme a Loris Zanello che coordina questa struttura dove abbiamo pezzata rossa, una razza a duplice attitudine che sta conquistando l'Italia, l'Europa e il mondo anche. Esattamente. La pezzata rossa, abbiamo detto, duplice attitudine, quindi latte e carne, ed è un vero fuoristrada perché la troviamo in tante aziende della collina, della montagna, zone Esattamente, marginali. mi hai dato appunto l'assist per dire che la pezzata rossa è come un'auto, un fuoristrada che va bene in qualsiasi circostanza, per allevatori grandi, per allevatori piccoli, per allevatori della montagna, per allevatori diciamo della pianura, perché si adatta molto bene a qualsiasi ambiente, ma soprattutto ti permette di essere allevata anche diciamo in tranquillità, in serenità, senza diciamo essere proprio degli accanniti produttori di Quindi è carne una o di razza latte. no stress. Esatto, bravo. Perfetto. Una razza no stress, una razza diciamo che si adatta molto bene a qualsiasi ambiente, come abbiamo detto prima. Bene Loris, adesso siamo in una delle tue stalle in cui i futuri riproduttori crescono, vengono valutati, testati e le loro performance monitorate. Abbiamo detto una razza no stress che però è molto sostenibile economicamente e anche sotto il profilo ambientale. Assolutamente sì, è una razza che, come mi diceva il mio professore di zootecnia, non c'è zootecnia senza economia e non c'è zootecnia senza ambiente e senza turismo e viceversa. Quindi una razza che, come abbiamo detto prima, si sposa molto bene in qualsiasi ambiente della nostra penisola. E fa anche parte del paesaggio di tutto l'Alto Adige, delle zone di montagna, Sì. che non sarebbe così bello senza le pezzate rosse al pascolo. Esattamente, d'estate dove è un ambiente così bello, piacevole, no? Dove si vedono le vacche e le manze al pascolo. No? La razza infatti conta di circa 60.000 unità sottoposte ai controlli funzionali e produce mediamente 75 quintali di latte, accompagnate a un 3,93 di grasso e a un 3,42 di proteine. Ecco, ma voi avete lavorato moltissimo negli ultimi anni su una frazione della proteina, le caseine, che è poi la parte che diventa fisicamente formaggio. Infatti è una razza che si adatta molto bene alla trasformazione dei formaggi e abbiamo lavorato, come detto prima, sulle K-caseine BB. Inoltre lavoriamo anche sulla 2A2. Le K-caseine BB favoriscono la gasificazione e lo spurgo del siero, quindi diciamo un latte che va bene per la trasformazione di qualsiasi formaggio. L'animale che abbiamo in questo box è un riproduttore che avete già testato e quindi ha tutte le carte in regola per diventare un protagonista della selezione pezzata rossa italiana del futuro. Esattamente, diciamo che l'interesse della razza lo si vede anche dall'interesse diciamo, dei centri tori nel voler acquisire dei riproduttori. Questo è un tipico riproduttore che ha già effettuato, come detto prima, tutte le prove di accrescimento, perché noi oltre al latte facciamo anche la duplice attitudine, quindi la carne, che è un valore aggiunto per i nostri allevatori. Quindi questo è un esempio di un riproduttore che verrà poi collocato in uno dei 4 centri italiani che producono il seme per essere poi distribuito sulla popolazione nazionale e non solo, e anche estera. Esatto. Ecco. A questo punto abbiamo raccontato come la pezzata rossa italiana sia veramente un fuoristrada aperto a ogni avventura in colline, in montagna, ma anche in aziende di pianura, e andiamo a vedere in montagna a San Vigilio di Marebbe uno degli allevatori che hanno sposato questa razza e ha costruito sulla pezzata rossa italiana il suo futuro. E ci spostiamo a San Vigilio di Marebbe. Il futuro della selezione della pezzata rossa italiana viene portato avanti a Fiume Veneto, ma alcune delle madri di toro sono ovviamente presenti in molti allevamenti sul territorio. Qui siamo a San Vigilio di Marebbe, nell'azienda di Martin de Val, e questa è Ariel, una madre di toro. Vedo sulla tua giacca dual breeding. Questo è un progetto al quale Pezzata Rossa ha partecipato sin dalla sua nascita, proprio per migliorare l'efficienza di questa razza a duplice attitudine. Nel tuo caso, come allevatore, è un progetto che si è concretizzato nella tua mandria o lo vedi come una cosa molto teorica? Allora, io sono sempre dell'opinione che la teoria è molto importante, così per riuscire ad avere poi un sviluppo più grande. Per esempio,
l'esame che abbiamo fatto sull'RFI, che è il Residual Feed Intake, così per dire in corto, dove la mucca con meno alimentazione riesce a produrre di più ed essere più sana, e soprattutto per i luoghi montanari come qua da noi di una grande importanza, ecco, che dobbiamo valorizzare ancora molto di più. Ecco, voi siete una stalla di montagna, abbiamo detto, le manze immagino che vadano in malga quando si apre la stagione, da giugno a metà settembre più o meno, e questi animali restano poi in stalla per essere munti e produrre dell'ottimo latte. E quindi tu hai fatto anche un grande investimento, oltre che sulla genetica, anche sulle strutture. Sì. E quindi adesso, se permetti, riportiamo Ariel in stalla e vediamo il tuo nuovo allevamento. Volentieri. Freschissimo. Bene, andiamo allora. Vieni Ariel. Bene Martin, prima con Ariel ci hai raccontato le virtù della pezzata rossa, ma per far sì che questa splendida razza possa esprimere al meglio il proprio potenziale genetico ci vuole un ambiente a 5 stelle. E hai deciso di smantellare la vecchia stalla legata per passare a una struttura moderna in stabulazione libera, quindi investire sul benessere animale e sulla automazione. È vero, l'obiettivo era quello di portare il pascolo in stalla per far sì che il benessere degli animali aumentasse. La stalla è diventata molto luminosa e con tanta aria, passaggi veloci dell'aria. Quindi d'inverno entra la luce del sole, ma d'estate non ne entra troppa, quindi benessere ottimale 12 mesi all'anno. Ma voi avete investito anche su un robot di alimentazione, su un robot che gestisce le deiezioni, e uno dice stalla di montagna, poca tecnologia. Qui è esattamente il contrario. Per me era importante che le mucche venissero alimentate bene. Ecco, penso l'alimentazione è la cosa più importante per la mucca. Perché io sono da solo nel lavorare in stalla, ho detto devo farmi aiutare da un robot, e quello di alimentazione è stato poi il primo investimento. E il robot di pulizia del liquame ho preso così che ho poi meno diciamo, puzza anche in confronto ai vicini. Certo. Che è molto importante anche qua da me. Perché tu sei in mezzo al paese. Sono in mezzo al paese, è vero? Esatto. Ecco, voi siete una stalla che ha sempre prodotto molto latte, siete sopra i 100 quintali. Da quando hai la stalla nuova, com'è cambiata la qualità del latte? Ho migliorato molto nei titoli del latte, soprattutto nel grasso, che al momento sono al 4,3%, e la proteina 3,5%. Anche molto importante sono le cellule somatiche nel nostro prezzo del latte che prendiamo dalla latteria, e c'è una media sui 100.000. E adesso ci spostiamo in caseificio per vedere come nella tradizione del nord Italia il latte di pezzata rossa viene lavorato e valorizzato.